In pochi giorni i carabinieri sono già intervenuti 2 volte all'interno della struttura, ieri mattina alle 7:45 quando la cameriera si è vista circondata dai migranti e il 20 ottobre quando 2 profughi hanno cercato un posto letto che non gli spettava in quanto erano usciti dal programma di protezione. La Lega Nord cittadina, che ha la sede a fianco all'hotel, denuncia la situazione ormai al limite. Noi li accogliamo con i soldi degli italiani, li ospitiamo, gli diamo la colazione, il pranzo e la cena. E di tutta risposta succedono questi fatti veramente incresciosi. Sotto accusa il proprietario dell'albergo che da 63 profughi ha aumentato i posti letto fino ad 80. Sta facendo solo del business e questa non è assolutamente accoglienza, si sta riempiendo le tasche dei soldi pubblici